Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it. Apriamo con la cronaca. Ancora sangue nel bosco del Rugareto, ormai tristemente noto per lo spaccio di droga. Un 41enne di origini straniere è stato ferito da alcune coltellate. L'aggressione, compiuta pare da due uomini, è avvenuta nel territorio di Castellanza. Il ferito si è poi trascinato fino a Rescaldina, in via Leonardo da Vinci, dove si è accasciato ed è stato soccorso. Sul posto sono subito arrivate un'ambulanza e militari dell'Arma. L'uomo ha riportato lievi ferite da taglio in vari punti del corpo, oltre a una ferita più profonda alla mano destra. E soltanto pochi giorni fa, sempre nei boschi del parco del Rugareto, un uomo era stato ucciso a colpi di pistola. E voltiamo pagina, multe in arrivo per gli over 50 Novax della Lombardia. L'Agenzia delle Entrate, dopo che lo scorso 4 aprile è iniziata la consegna delle comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio, prevede che saranno inviate fino al 12 aprile 91.943 missive per gli inadempienti all'obbligo vaccinale. La provincia di Milano, insieme a quella di Monza Brianza, copre oltre un terzo del totale dei non vaccinati che saranno multati dall'Agenzia delle Entrate. Le lettere sono rivolte agli over 50 che non risultano vaccinati o esentati al 1 febbraio 2022. Pochi giorni fa Regione Lombardia ha annunciato che quest'estate si potrà tornare a fare il bagno nel lago di Varese in via sperimentale e soltanto in 2 punti. A questo tema sarà dedicato ampio spazio sul giornale in edicola domani e intanto vediamo il servizio realizzato dal collega Silvestro Pascarella con le immagini di Davide Caforio di Agenzia Blitz. Torna a fare il bagno nel lago di Varese, lo hanno deciso gli esperti insieme alla Regione in maniera sperimentale nei mesi estivi e questo sarà possibile dalla spiaggia, dal lido di Bodion Lomnago e al lido della Schiranna, ma è davvero possibile fare il bagno, davvero il lago di Varese è tornato pulito tanto da permettere di tuffarsi e di immergersi in quelle acque in cui fino a 30-40 anni fa si poteva tranquillamente bagnarsi e lo abbiamo chiesto a una persona che conosce molto bene il lago come Luigi Negus, così viene soprannominato Giorgetti, pescatore di 86 anni, quasi 86 anni, da sempre sul lago. Gliel'abbiamo chiesto e insieme a lui abbiamo fatto un giro sul lago per capire se davvero le acque stanno per diventare finalmente accoglienti per i bagnanti. Stop alla violenza sulle donne. A Busto Arsizio su questo tema c'è una testimonial d'eccezione come Gio Squillo. Vediamo il servizio di Francesco Inguscio. Gio Squillo, oggi ospite a Busto Arsizio per parlare di un progetto importante a favore di Eva Onlus. Assolutamente sì, noi abbiamo iniziato 8 anni fa con il Wall of Dolls a Milano, il muro delle bambole contro i femminicidi, ad aiutare le donne a fare questo cambiamento culturale, quindi attraverso l'arte, ma anche a portare conforto e oggetti e anche una vita migliore a chi è uscito da questa esperienza, questo dramma sociale. E quindi Elena Miro, che è un bellissimo brand che ha voluto essere con noi per raccogliere la solidarietà e attraverso la vendita di un capo di pari merito dava un capo alla nostra Onlus. Abbiamo raccolto 5.300 capi che vengono distribuiti sul territorio a tutte le donne bisognose in Italia. Chiudiamo con la solidarietà. Il prossimo 28 maggio torna l'appuntamento con Varese Solidale, la grande cena che permetterà di raccogliere fondi per 5 associazioni del territorio. Anche in questo caso c'è un testimonial d'eccezione ed è Max Laudadio. Sentiamolo intervistato dalla collega Renata Manzoni. Siamo alla 7ª edizione di Varese Solidale, il 28 ci sarà questa grande cena e quindi vi invito già dal sabato 9 a comprare il biglietto per poter partecipare. Le novità sono tante di Varese Solidale quest'anno, primo fra tutti 400 i posti a disposizione per la cena a un costo di 30 euro, ci sarà lo chef Franco Aliberti, lo chef famoso in Italia per la politica dello spreco zero, quindi insegnare che sprecare è sbagliato, questo vale dall'uomo, vale dalla natura, vale per il cibo, vale per tutti. Quindi 30 euro per la cena, 400 posti. Poi però lo chef lavorerà anche per delle cene da asporto, ne abbiamo preventivate circa 200 al valore di 20 euro, quindi se volete prenotare la cena da asporto lo potete fare. L'altra grande novità è la grande lotteria della città di Varese per la solidarietà quest'anno.
l'abbiamo messa qui, che è una lotteria molto ambiziosa perché abbiamo fatto stampare 20.000 biglietti per un totale di 50.000 euro di incasso e i soldi di questa lotteria verranno divisi. Il 50% andrà alla Varese Solidale e il 50% andranno a circa 30-40 associazioni che si impegneranno a vendere i biglietti. Quindi, che dire, è una lotteria che potrà veramente fare del bene. La cosa più importante è che voi acquistiate sia i biglietti della lotteria sia il biglietto per la cena. E questa era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 13, una buona serata.